e dopo un bel paesaggio purtroppo vieni fuori a me. Il sole è dura, ma il video è sul mio canale e dunque deve venire fuori anche a me. Allora, ciao a tutti, sono sempre me, sono il Peder Kocancic e sono qui in Islanda, in un paese che si ricorda più come che si chiama, perché tanto qui Gandinom che vedi no, una roba stralunga con un fra di letter che si capisce no. Però sono qui in Islanda, fa un bel giretto con mio padre, mia mamma, mio fratello, e fa tutto il giro dell'isola praticamente. Siamo partiti dalla capitale con una vettura che noleggia qui e si arriva in che e quasi finì il giro. Stasera stu bus arrivo della capitale, dormo lì e domani torno a Milano. E allora vorrei fare quel video qui perché lo fa cambia il brush, lo fa in Africa, in Gabon come avevi detto, e vorrei farlo anche qui perché quest'anno sono stato in del punto più a sud della mia vita perché sono stato sotto l'equatore e anche in del punto più a nord perché sono arrivato quasi al circolo polare artico e dunque insomma è una bella roba di chiunta su e per vorrei fare una riflessione sui siti perché chi le proprie belle e vale proprio la pena fa un bel giro mi dice a tutti quei che vogliono fare una vacanza le vere che la costa un po', però un bel sito in dove andare se vi piace la natura, se vi piacciono i laghi, se vi piacciono i montagne, se vi piace la pianura, che quasi tutti scosse, che no i palmi, quei che stanno ai tropici, ma perché? Perché siamo a nord, però per il resto è proprio un bel sito da vedere, manca un po' di storia, ad esempio, che poca roba da vedere dal punto di vista storico, città, le minca quella lì, l'attrazione principale, però vi consiglio di venire qui in Islanda, è proprio un bel sito. E dopo aver fatto la promozione turistica, speri che si veda un presto a Milano, in cui è il 24 di agosto del 2016 e si vedremo questa durante l'autunno, dell'inverno, sono sicuro che troveremo di occasione per vedersi. E per il momento vi saluti e vi dico che sono proprio contento di aver ski e sono proprio contento di aver fatto il video qui. Ciao!